Eccoci alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Questo è sicuramente un anno speciale, particolare, visto il periodo che stiamo vivendo, ma nemmeno la pandemia è riuscita a bloccare il festival, che non ha mancato nemmeno quest'anno di proporre dei film bellissimi. Noi di Venezia Channel siamo venuti qui a vedere tutte le novità. Entriamo alla mostra e ci accorgiamo da subito di come si respiri un'aria diversa quest'anno. Sono state adottate tutte le precauzioni necessarie e la gente dimostra una certa consapevolezza. È stato eretto un divisorio che limita purtroppo il contatto con il red carpet, ma ciò non sembra aver scoraggiato i fans, che sono stati capaci di scovare fessure per sbirciare. Ma sentiamo cosa ne pensano i visitatori. Allora, quest'anno, come l'anno scorso, sono molto perplesso sul film in concorso a Venezia e devo dire la verità che mi sono piaciuti di più Gli Orizzonti e addirittura quelli fuori concorso. Quest'anno è tutto sottotono, è tutto sotto... Pazienza, passerà, speriamo nell'anno prossimo. È un festival molto, molto particolare, senza i grandissimi nomi, però questo ha dato spazio a tanti film che magari non avrebbero trovato posto in una mostra così importante per essere di dominio pubblico, diciamo così. Certo, questa è stata sicuramente un'edizione diversa, ma oserei dire speciale. Perché? Beh, perché fa riflettere sulla forza del legame che il cinema crea tra le persone. Tra quelle persone che avrebbero potuto per un anno saltare questo appuntamento, ma non si sono invece lasciate scoraggiare e si sono presentate puntualmente come ogni anno, pronte ad acclamare i loro idoli dello schermo. Per questa edizione è tutto, seguiteci sui nostri canali e alla prossima!